Ma se ritiri da regolamento, se ritiri la squadra tipo al 70°, perdi 3-0 a tavolino, potrebbe essere più dignitoso. Non lo so, è un'idea, perché è il momento di affidarci alle idee. Potrebbe essere un'idea. Dai amici belli, raspadori titolari, va benissimo, va bene. Tutte le idee sono buone se funzionano, ma non prendeteci in giro. Solo questo chiedo, solo questo. Mamma mia, pure il rimpallo, ecco qua, Gollini. Pure il rimpallone. Guardate il pressing fatto al 7° minuto, vi prego. Vi prego. Vlasic! C'era all'angolo, Ha ragione a protestare Bernanova. Voglio iscrivetevi al canale, perché dobbiamo fare un recap della Serie A parlando di tutte le schifezze varistiche, perché veramente stiamo assistendo a delle cose incommentabili, ma le commentiamo. Al 15° minuto 68% di possesso palla Torino, giusto come statistica, ogni 15 minuti uno lo può pure. Vedo spesso Cajuste a sinistra e Zielinski a destra, saranno marcature a uomo che sta seguendo. Questo renderà poi la posizione media un po' strana, sempre che tocchi il pallone Cajuste, perché se lo tocca allora la posizione media, la hit map si accende, altrimenti attenzione, mamma mia Vlasic se la magna. Dai Politano, dai, punta Cajuste. Bella palla di Zielu. Vai Di Lorenzo. Ed ecco Raspaduro. Dai. Oh. No, niente, non lo chiede nemmeno lui. Signori, XG altissimo qua. Madonna mia, voglio, se non segniamo questi gol qua, ma quali gol dobbiamo segnare? Fatemi capire. Che brutta immagine, lo striscione, violenza e appartenenza. Paramount Plus lo sta condannando ampiamente. Che brutta immagine. I tifosi. Barata va a fare un coro un poco meglio. Prega per noi Don Raffaele. Violenza, appartenenza. Tiene un rinvio Milinkovic-Savic veramente potente. Attenzione! Ha toccato la palla. Toccato la palla, Lobotka. E come è entrato facile, che Sanabria, mamma mia. No, ha toccato prima il piede. Ve lo giuro. Lo sfiora il piede, dal primo replay sfiora il piede. Poi lo rivediamo, ma mamma mia. Mario Rui nel senso bravo in spaccata difensiva. Un giallino per Zielinski ci può stare, contro la squadra più fallosa dell'universo. Il primo giallo viene da noi, ma ci sta. Dai Cajuste. No, siamo veramente il nulla, mamma mia. Questa è una partita per veri tifosi, veramente una partita perché un appassionato del calcio, ma che saperca, è solo perché sei tifoso e non te ne torni a dormire perché te la devi guardare. Ma vi rendete conto che abbiamo giocato tutto il primo tempo a destra? Non ha preso un pallone, Kvara. Dai, Zielu! No, allora, è mai possibile che tu la non tiri? No, vabbè. Zielu Michu. No, spiegatemi, datemi un replay di questa cosa. Non protesta nemmeno. Cioè, qua tu già devi tirare, hai fatto la magia. Non inciampano. No, vabbè, no, spiegatemelo. Lo voglio mettere in tribuna, sono con voi. Non mi interessa, ho il debole per Zielinski. Tribuna. Gaetano e nessun sostituto al posto di Gaetano. Qua Raspadori aveva fatto una cosa bellissima col tacco, Diciamolo, se no Mazzarri si arrabbia. Aiuto! Sanabria. Signori, se non segni devi subire gol. È una legge del calcio, non è nemmeno scritta. È così che funziona. Credo che lo dovesse seguire Juan Jesus, che mi pare che in marcatura stava lui o Rachmani. Ma credo che Rachmani fosse su Zapata, che fa il flick. Quindi Rachmani non lo anticipa e Juan Jesus si ferma, credo, ma veramente ha poca importanza in questo punto.
Che facciamo? Secondo tempo facciamo entrare Simeone e se non la risolve lui ce la prendiamo con lui? Fallo di Lorenzo qua. Patrasi a Mazzocchi. No, ma veramente, fai entrare Mazzocchi, Gaetano, fai entrare tutta gente, Demme, Russo, Davino, fai entrare tutta gente della primavera perché questi giocatori qua sono finiti. Io vi chiedo i like, io sono imperterrito, io sono sul pezzo e non abbandono mai la nave che affonda. Invece sta affondando e noi nuotiamo in basso per cercare di andare più a fondo possibile. I like! È trasuto Mazzocchi, fatemi capire. 3-4-2-1, credo, cioè con Mazzocchi a destra, l'unica. Guarda Kvara che spazza, guarda. No, signori, questa deve essere una mossa geniale di Frustalupi. Attenzione, Zapata. Mamma mia, Gollini, fuori gioco. Non mi scrivo niente. Deve essere una mossa geniale. Il Napoli adesso caccia tutta una scienza incredibile e funziona tutto perché hai umiliato Simeone definitivamente. È entrato Mazzocchi. Brutto fallo. Mazzocchi, voglio, devi andarci più cauto, più concio. Non ti fai espellere, amore mio. Perché qua, mamma mia, con la gamba alta sul ginocchio. Questo potrebbe anche essere controllato al VAR. Si è fatto espellere. Mamma mia, signori, cosa dobbiamo vedere? Ha alzato l'altra gamba sul ginocchio. Amici miei, questo è un incubo. Troppo pericoloso, deve essere espulso. Thank you so much, papi. È l'unica, i cornetti, è l'unica cosa da fare. Una bella palla lunga per Raspadori. Vlasic! Poi chi si vuole divertire potete vedere come stavano le marcature. C'era Cajuste, difensore centrale. Adesso non si capisce più niente. Al 51esimo e 22 secondi si vede Kvara che chiede in panchina: dove mi devo mettere? Di là, sotto punta. Dai, tutto a posto. Bel gol pure. Ve lo dico in reaction, l'ho detto agli amici bellini abbonati già. Silenzio stampa e non li sentiamo più parlare e andiamo avanti così. 3-4-2 dice Zerbin. Vai Zerbin! Veloce come il vento, Kvara! E avevo ricordato su Twitter che Mazzocchi era diffidato, è stato comprato già diffidato. Però non c'è problema, perché gli hanno tolto il giallo e gli hanno dato il rosso diretto, quindi salta la prossima, probabilmente 2. Anzi no, forse ne dovrebbe saltare una per la logica Lukaku, però resta diffidato. Credo che da regolamento resti diffidato, non lo so. Non è fuori gioco, buongiorno. Ecco qua. Il palo! Gollini! La parata! Vabbè, Gollini eroico. Ma se ritiri da regolamento, se ritiri la squadra tipo al 70esimo, perdi 3-0 a tavolino, potrebbe essere più dignitoso. Non lo so, è un'idea, perché è il momento di affidarci alle idee. Potrebbe essere un'idea. Ecco qua. Buongiorno. E manco la puoi ritirare adesso, perché già stai 3-0, non è dignitoso. Era più dignitoso farlo sul 2-0, ti prendi un gol invece poi di rischiare che ne prendi altri 4. Il Torino fino a oggi aveva segnato 15 gol in totale su 18 partite. 3 solo adesso. Lindstrom. L'arbitro prova a darci una mano marcando Vlasic con una bella spallata. Regolare, ma purtroppo perché quando stai uno in meno cerchi almeno di equilibrare le cose. Signori, io non so più cosa dirvi. Spero di avervi strappato un sorriso in mezzo alle macerie. Veramente... Addio. Dai Lindstrom, dai, no, te l'ha tirata addosso. No. Chiedo scusa se probabilmente il secondo tempo non avrà una grande analisi tattica, Vi chiedo perdono. Sono umano anche io, non riesco a... No, e non ci date il rigorino del contentino. Sbagliamo pure. C'è sta un rigore, è come se non c'è stato. Non ce l'hanno dato, ma veramente... No, è meglio così. È più giusto così.
Oh, io veramente non l'ha dato. No, ma per ridere, perché è anche sbagliato darci un gol della bandiera. Ma veramente non l'ha dato. Cioè, vi chiedo. Oh, Loca, Rachmani l'ha tirato un gol a Kvara e Simeone in tribuna. Gli amici Belini abbonati dicono che è di Anca, quindi non va bene. Però sai, quando fai un bel cross forte al centro tutto può succedere. Volevo solo un gol di Simeone giusto per salutarlo con un sorriso immaginario, giusto per il ragazzo, perché senza conoscerlo sono affezionato proprio al ragazzo. Purtroppo non si può fare. Mi sembra il caso di fischiare adesso senza dare ulteriore recupero, eh? Si è fermato per non umiliarci. Torino ha detto basta così, mi sembra già di esagerare. Ed è così. Signori, il mercato non cambia nulla, perché non è che arriva Ibrahimovic, non arriva Sergio Ramos, non arriva nessuno di tutti quelli, non arriva Puyol. Di conseguenza, dimissioni di tutti, va bene, dobbiamo veramente fare i punti per salvarci. Dobbiamo fare i punti per salvarci, perché io mi sento in colpa a dirvi non cambierà più di tanto col cambio di allenatore. Mi sento in colpa perché è cambiato.